Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi lo storico inviato di guerra, editorialista del giornale, Gianni Calessin, che dovrebbe già essere collegato. Ci sei, Gianni? Sono qui, ciao, buongiorno, ciao Giovanni. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Grazie, buongiorno a voi. Dunque, noi, questa è stata, diciamo, la settimana in cui lo spettro di Donald Trump, diciamo, si è elevato al quadrato, no? Nel senso che un mainstream che tende già a avere, diciamo, come base la reazione isterica a un'iniziativa opposizione del presidente americano, di fronte alle recenti notizie, il nuovo documento sulla strategia di sicurezza, la sua posizione sulla guerra in Ucraina, il suo tentativo negoziale, insomma, la postura che sta avendo Donald Trump, la lettura media più benevola e meno allarmistica è stata che è un nemico mortale dell'Europa, no? Postilla il quale agisce sotto dettatura del Cremlino, cioè il presidente degli Stati Uniti agirebbe sotto dettatura del Cremlino. Ecco, volevo appunto, insomma, con te tornare nella realtà e indagarla, e affronteremo tutti gli snodi principali, ma come prima cosa volevo chiederti cioè che narrazione è questa? Perché, come dire, è la narrazione dominante e cosa è successo invece effettivamente in questi giorni dal tuo punto di vista? Ma sinceramente Trump non ha fatto altro che evidenziare una realtà che da anni è sotto gli occhi di tutti, ovvero sia quella di un'Europa che non decide, ma che non solo non decide, ma è strutturalmente inadeguata a decidere e a prendere delle posizioni quando si tratta di affrontare questioni esistenziali che mettono a rischio la stessa sopravvivenza dell'Europa. E questo dovrebbe essere estremamente evidente anche per noi europei, che dal 2009 ad oggi abbiamo visto l'Europa dibattersi in crisi che hanno messo seriamente a rischio la sua sopravvivenza, da quella del debito sovrano del 2009, la crisi dei migranti del 2015, la crisi del Covid, la pandemia, e poi infine le crisi ucraine e la crisi palestinese, in cui l'Europa è stata testimone inerte, incapace di esprimere una posizione, incapace di prendere. Perché? Perché semplicemente dal mio punto di vista è dotata di strumenti inadeguati. Il trattato di Maastricht, che è stato scritto nel 1992, è un trattato burocratico sostanzialmente, non è un trattato politico, è un trattato burocratico che si occupa soltanto di economia, da pochi spunti per quel che riguarda la presenza nel campo della politica internazionale, non prevede una difesa comune, tutti elementi che oggi stanno venendo alla luce come fondamentali per un'entità che vorrebbe essere una grande potenza, e invece grande potenza non è. Del resto, da chi è stato scritto quel trattato? Da Jacques Delors, che era un oscuro primo ministro del Lussemburgo, peraltro poi finito anche al centro di uno scandalo per corruzione quando era presidente del Consiglio europeo. Corsi e ricorsi, quindi, diciamo, da questo punto di vista. Esatto. E poi qual è l'altro grande problema dell'Europa? È quello di non avere una Costituzione, è quello di non avere un totem ideale a cui ispirarsi. E che grande potenza può indicare ai propri politici, ai propri governi la direzione corretta se non ha neanche un fondamento ideale, se non ha un fondamento a cui ispirarsi? E questa è l'Europa. Trump l'ha descritta molto bene, è un'Europa che non sa decidere, che non sa cosa vuole. Certo, tu ci hai scritto in questi giorni un commento che invito chi non l'avesse fatto ad andare a leggersi, non solo fragile ma fuori tempo, appunto, Europa da rifare. Mi viene da chiederti, visto che tu hai citato Jacques Delors, a quel signore Margaret Thatcher urlò 3 famosi no in faccia quando si stava costruendo il processo di unificazione europea, no? Sostanzialmente contestando il fatto che fosse una centralizzazione burocratica e dirigista, e la Thatcher diceva proprio nel momento in cui crolla l'Unione Sovietica noi mutatis mutandis costruiamo un nuovo Moloch dirigista sul continente. Ecco, mi viene da chiederti, aveva ragione la Thatcher? È andata così? È stato questo il vizio nel manico? Beh, aveva drammaticamente ragione la Thatcher, ci aveva visto a lungo. Cos'è oggi l'Unione Europea nei fatti se non un'entità che
che burocraticamente ci dice quanto devono essere grandi le cozze, come deve essere fatta la pasta, ma quando si tratta di affrontare grandi crisi è assolutamente lì, è un mollusco inerte, privo di muscoli, privo di voce, che non sa come muoversi. Perché? Perché non ha un fondamento ideale, non ha quella Costituzione che fornirebbe un'ispirazione ai propri leader per muoversi in campo internazionale. Siamo sempre in ritardo, siamo sempre lenti, siamo sempre sopraffatti dagli eventi. È chiaro che questo, in un mondo come quello di oggi, dove tutto deve venire deciso molto velocemente, dove le crisi sono gravissime e difficilissime, diventa uno svantaggio incredibile per l'Europa. Certo, a proposito di questa mancanza di fondamento ideale, magari anche sedimentato, no, in documenti di cui parli tu, mi viene da chiederti, io trovo, non so se sei d'accordo, che ci sia stato un enorme fraintendimento, a volte voluto, sullo spirito del famoso documento di sicurezza, no, nazionale americano. Perché a me sembra, come dire, un appello disperato all'Europa a non rinunciare a se stesso, non una strategia, come dire, contro l'Europa, no? Ti cito solo questo virgolettato, poi ti lascio il commento. Vogliamo che l'Europa rimanga europea, che ritrovi la fiducia nella propria civiltà e abbandoni l'attenzione fallimentare alla soffocante regolamentazione. Ecco, cosa vuole effettivamente da noi Trump? Vuole esattamente quello che stiamo dicendo, la soffocante regolamentazione è quello di voler dirigere la vita degli individui con dei regolamenti precisi, pignoli, burocratici, senza però guardare ai grandi principi. Questo è quello che ci dice l'America. E cosa ci dice l'America? Ci dice: vogliamo un alleato che creda anche nelle stesse cose in cui crediamo noi, che si muova un pochino come noi, perché sennò che alleato è? È un alleato di carta, un alleato che non serve, che è più dannoso che utile, anche perché ci costa e non ha una politica di difesa, non sa darsi una linea, e quindi diventa più un impaccio che un aiuto. Questo è quello che ci dice l'America di Donald Trump, ed è difficile dargli torto, devo dire. Sì, decisamente. Tra l'altro credo sia difficile dar torto anche a un'altra, questa è una dichiarazione specifica, diciamo, che ha dato scandalo in questi giorni, per cui Trump ha detto: i leader europei sono deboli. L'ha detto nel giorno, no, in cui Zelensky è andato a Downing Street incontrando Starmer, Macron e Merz, quindi io credo si riferisse in particolare a quei tre, insomma, non alla Finlandia o alla Danimarca, per capirci. Però se uno dà un'occhiata, no, a quelle tre leadership, soprattutto al loro stato di salute nei loro paesi, mi viene difficile definirli forti, no? Non so come la vedi. Basta guardare i sondaggi, no? Abbiamo tre leader, a incominciare da Macron, che ormai nei sondaggi registra qualcosa come il 16% di gradimento, è il più basso nella storia della Francia. Ma gli altri due, Starmer e Merz, non stanno meglio. Starmer è anche lui intorno al 18%, Merz probabilmente non sopravviverebbe a un'elezione anticipata e molto probabilmente il suo governo è destinato a chiudersi. Quindi sono tre leader che, oltre a essere deboli dal punto di vista politico, perché incarnano una visione politica approssimativa, dall'altro punto di vista sono deboli anche dal punto di vista del consenso, cioè sono leader che ormai non hanno più il consenso della propria popolazione. E quindi questo ci dice l'America. Attenzione, perché i cosiddetti volonterosi avranno tanta buona volontà, ma è difficile poi che il loro stesso popolo li segua. E questo è estremamente evidente quando poi si arriva alla questione dell'Ucraina, no? Certo. I francesi che ci parlano di una possibile guerra da combattere contro la Russia, il Merz che mette sul tavolo politiche miliardarie di riarmo, Starmer che si presenta come paladino degli ucraini e propone di mandare forze in territorio ucraino per garantire la pace, per le garanzie di sicurezza. Ma poi alla fine tutte queste belle parole, tutti questi bei propositi avranno il favore della vostra popolazione? Se vai a vedere i sondaggi sembrerebbe proprio di no. Sì, e tra l'altro questo tema enorme del consenso, cioè, no, proprio in Europa dovrebbe valere, se no perché, come dire, ci opponiamo o non ci piace il modello di Putin, perché noi abbiamo un legame, no, con la volontà dei Esatto. cittadini, insomma.
è proprio l'Europa che si fa paladina della democrazia e dello Stato di diritto, mettendo ai margini paesi come l'Ungheria, dove Orban peraltro ha sempre grandi maggioranze schiaccianti, diventa quella che poi non riconosce la democrazia quando questa porta al potere uomini o idee che sono contrarie a quelle generalizzate nell'Europa. Certo, questo è un bel paradosso. Ma a proposito di paradossi, visto che oggi è il titolo anche di molti giornaloni o ormai pseudotali, ma non voglio infierire, ma è quello per cui Zelensky dice: Trump mi chiede di cedere, cioè mi chiede di rinunciare a dei territori. Volevo farti questa domanda anche in base alla tua esperienza proprio sul fronte, da dove peraltro fai dei reportage sulla Rai in mezz'ora, che consiglio anch'essi. A tuo giudizio, Zelensky, cioè, ci crede ai volonterosi? Crede che ci possa essere una, diciamo, credibile deterrenza o relazione con la Russia senza l'America, oppure no, insomma? Zelensky ha una disperata necessità di sopravvivere in questo momento, quindi si aggrappa a chiunque possa aiutarlo a far cambiare idea o comunque a far convergere un pochino verso di lui il Donald Trump. È un leader in estrema difficoltà ormai, è un leader che ha avuto tutta la sua classe dirigente coinvolta negli scandali della corruzione, è un leader che è precipitato dal 75-80% di consensi che aveva all'inizio della guerra, quando veniva descritto come il grande leader della resistenza ucraina, ad oggi dove può contare forse sul 25% per quel che ci dicono i sondaggi. È un leader che soprattutto non ha più uomini da mandare in guerra e quindi si ritrova con una guerra sostanzialmente perduta, dove per sopravvivere deve o continuare a ricevere gli aiuti europei e americani e continuare ad avere l'appoggio della NATO, altrimenti si ritroverà i russi in casa, si ritroverà in tutto il Donetsk e quindi cerca disperatamente di prendere tempo. Ma come Trump dice, è purtroppo una battaglia che non può durare a lungo, perché i conti poi si dovranno fare sul terreno. Come diceva il generale vietnamita Giap, non puoi conquistare al tavolo dei trattati quello che hai perso sul campo di battaglia, e questa è la situazione di Zelensky, che ormai dovrebbe accettare la sconfitta, perché una sconfitta accettata oggi è sicuramente meno dolorosa di quanto lo sarà fra un anno, quando i russi avranno continuato la loro avanzata. E questo è quello che Trump cerca di spiegare, ma sembra che i primis, i volonterosi europei e Zelensky non vogliono ascoltare. Certo, eccoci, come dire, confermi che dal tuo punto di vista la situazione sul terreno è, diciamo, su un piano inclinato irreversibile, via, per quanto magari lento ma irreversibile, questo è un po' il punto. La situazione è drammatica dal punto di vista ucraino, perché per due questioni: le perdite elevatissime che ha subito l'Ucraina, che è un paese di 20 milioni di abitanti ormai, perché gran parte, milioni di ucraini sono all'estero, e quindi ha già un ridotto bacino di reclutamento. Se ci aggiungi le perdite, se ci aggiungi soprattutto il fatto che ormai chi vuole andare a morire al fronte per un regime che è dichiaratamente corrotto, perché le prove sono state messe sul tavolo dalle stesse autorità giudiziarie ucraine, e soprattutto non ha un futuro bellico di larga portata. Quindi è difficile convincere le persone ad andare a morire per Zelensky. Dall'altra parte la Russia ha messo insieme un'economia di guerra che le consente oggi di avere tutto quello che gli mancava nel primo anno di guerra, e quindi la grande potenza lo fa la Russia, senza contare anche che ormai Zelensky può contare su un ridotto apporto da parte della NATO, sia in termini di intelligence sia in termini di mezzi e di risorse belliche. E quindi il piano purtroppo è irreversibile per Zelensky. Oggi si ritrova a difendere un 25% del Donetsk, che entro un anno potrebbe finire totalmente nelle mani dei russi. Meglio forse
firmare una pace oggi, una pace dolorosa, ma che consentirebbe di risparmiare tantissime vite, che portare allo stremo l'emorragia di vite umane in cui si dibatte l'Ucraina oggi. Chiaro, anche perché allora una cosa diciamo l'abbiamo capita tendenzialmente, cioè che lo schema trumpiano è sostanzialmente cessione di territori in cambio di garanzie di sicurezza, no? Questa è un po' l'ossatura del deal che sta perseguendo l'amministrazione americana. Qual è l'alternativa? Cioè, i volonterosi che alternativa hanno in mente effettivamente, secondo te? Ma è difficile capirlo, anche perché Putin, e l'ha ripetuto ieri Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha ripetutamente detto che qualsiasi presenza di truppe, di missioni europee sul territorio ucraino come truppe di interdizione per garantire la sicurezza dell'Ucraina finirebbe col trasformare queste truppe europee in un obiettivo. Quindi c'è da chiedersi effettivamente chi sarebbe disposto a mandare uomini in Ucraina e quanti uomini saremmo disposti a mandare su un fronte di 1200 chilometri che richiede non centinaia di migliaia di uomini, ma richiede milioni di uomini sul fronte per presidiarlo. E noi, gli europei, non hanno questa forza e quindi è difficile capire cosa vogliono i volonterosi europei, perché pensare a una forza di interdizione capace di controllare le prime linee, capace di controllare stando sul territorio ucraino, è veramente un'impresa quasi impossibile per l'Europa. E quindi è effettivamente difficile. Più che altro penso che vogliono prendere tempo, cercare di convincere l'America a avere una posizione più decisa, ma diciamo che la decisione sta a Trump e Trump sembra aver già deciso quello che vuole fare. Beh sì, pare proprio di sì. Noi facciamo solo una pausa di 30 secondi per un mini spot, torniamo subito con Gianmica Lessin. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Bentornati a Parlando Liberamente con Gianmica Lessin, editorialista inviato di guerra del giornale, a cui volevo chiedere, finora abbiamo un po' guardato la storia, perché è la storia che si fa in diretta dal punto di vista europeo di Zelensky. Volevo farti una domanda dal punto di vista di Putin, perché tu prima hai detto in questi anni ha costruito un'economia di guerra, ha cambiato il paradigma, no? Mi sembra che però la precondizione perché regga questa economia di guerra è il legame fortissimo con la Cina, no? Allora, quello che ti volevo chiedere, che io non riesco bene a capire, è che anche Putin sarebbe interessato a uscire un po' da questo stallo, nel senso che mi sembra che più si prolunga questa vicenda, più lui diventa dipendente, vassallo, alleato in posizione minoritaria della Cina. È così o no? Beh sì, certo, questo è il grossissimo problema della Russia in questo momento, no? Perché la Cina gioca una politica molto, molto astuta, come nella tradizione cinese, tende a non legarsi direttamente a nessuno. Guardiamo ad esempio la questione del gas. La Cina ha sicuramente aumentato moltissimo e ha sostituito in parte l'Europa nell'acquisto di gas russo, ma non ha mai firmato dei contratti di lungo termine e soprattutto ha traccheggiato molto quando si è trattato di firmare quel contratto, che infatti non è ancora in essere, per la costruzione di Siberia 2, il grande gasdotto, la grande pipeline che dovrebbe di fatto portare in Cina tutto il gas che una volta arrivava in Europa. E la Cina su questo è stata molto, molto attenta a non impegnarsi. Perché? Perché dall'altra parte teme le sanzioni americane, vuole comunque mantenere un'apertura su tutto il resto del mondo e quindi Putin sa bene che non può fidarsi tantissimo della Cina. Dall'altra parte Trump offre a Putin una cosa molto diversa, gli offre la fine delle sanzioni, gli offre un ritorno
ai commerci con gli Stati Uniti proprio in chiave anticinese, perché la Cina nella strategia americana è il vero grande nemico, ovvero sia quello più potente dal punto di vista economico e in prospettiva militare. E quindi questa è la prospettiva, è una prospettiva che va bene anche a Putin, perché Putin comunque tradizionalmente la Russia ha guardato sempre all'Europa, dove l'equazione era energia, cioè gas, in cambio di manufatti prodotti dall'Europa, e Putin ben volentieri tornerebbe, se potesse, a quell'equazione. Chiarissimo. Ma si può dire quindi, diciamo, che l'operazione che sta perseguendo l'amministrazione americana è una sorta di operazione Kissinger al contrario, no? Cioè di separare i giganti asiatici con i ruoli invertiti, visto che i pesi sono invertiti, e se fosse così mi viene da dire è un'operazione che ha molta più razionalità di quello che ci racconta il mainstream quotidianamente, insomma. L'operazione Kissinger al contrario coglie bene un pochino la situazione, no? Kissinger divise sostanzialmente il blocco comunista, no? L'Unione Sovietica dalla Cina, aprì i contatti con la Cina che era molto più arretrata, quindi costituiva un pericolo molto meno immediato rispetto alla Russia sovietica, e di fatto aprì i rapporti con la Cina e divise quel blocco comunista che faceva paura ai tempi della guerra fredda. Sostanzialmente Trump e chi c'è dietro Trump, che scrive un pochino le grandi strategie americane, vede nel riavvicinamento alla Russia un modo per contenere la potenza cinese. Certo, e quindi, come dire, mi viene anche da dire che piaccia o no, si convinca o no, ma dietro l'azione di Trump ci sia, come dire, più elaborazione strategica intellettuale e meno estemporaneità di quello che si dice, insomma, no? Diciamo che dietro a Trump c'è diciamo un network di grandi industriali, di grandi e anche di pensatori, insomma, che hanno contribuito in questi anni a costruire una base ideologica, una base di pensiero a quella che era l'immagine travolgente del presidente americano, sempre presente sui media, sempre molto efficace nella sua presenza, ma dietro c'è un'elaborazione che si è formata nel corso di questi ultimi 4 anni. Certo, e tra l'altro a proposito di questa elaborazione, nel famoso, famigerato e tanto equivocato documento di sicurezza nazionale ha un ruolo molto importante il continente americano, no? Tanto che si è parlato di aggiornamento di Trump della dottrina Monroe, no? Che viene comunque ciclicamente rinnovata, no? Nella storia degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt e non solo. Insomma, la rinnovata attenzione al cortile di casa. Visto che gli elementi sono collegati, mi viene da chiederti cosa sta succedendo in Venezuela o al largo del Venezuela, no? In questi giorni gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera, una dichiarazione di Trump di queste ore sarebbe che Maduro ha i giorni contati. Cosa sta accadendo in Venezuela e come si collega al domino generale, diciamo? Ricordiamoci che il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio, tra le più grandi riserve del mondo di petrolio, di greggio. Certo. Il problema del Venezuela è che questa ricchezza è sostanzialmente passata nelle mani della Cina, perché la Cina cosa ha fatto con il Venezuela? Ha fatto la stessa politica che fa in Africa. Ha garantito a Maduro e al suo predecessore prestiti che il Venezuela non è riuscito a restituire, e quindi sostanzialmente paga questi prestiti con le forniture di greggio e di petrolio alla Cina. Quindi gran parte del greggio venezuelano va oggi al dragone cinese, che ne trae non poco vantaggio. E quindi è chiaro che la politica di Trump è quella di riportare questo greggio nelle mani del libero commercio, del libero scambio, e di rimetterlo sul mercato anziché regalarlo sostanzialmente alla Cina come pagamento del debito venezuelano.
Chiaro. E diciamo che non so se ora ti faccio una domanda anche se vuoi che di colpo un po' ombelicale rispetto ai grandi scenari, però non noto nel nostro mainstream un grande entusiasmo, come dire, non solo per i dissidenti, gli oppositori venezuelani, ma per il Nobel, no, alla Machado, che è una oppositrice dichiarata della tirannia di Maduro. Cioè ho l'impressione che siamo ancora un po' a quel tic per cui alcune dittature, sono meno dittature delle altre, per dirla alla Orwell. Diciamo che un po' il Venezuela come anche Cuba, no? Che ormai in completa, ormai fallimentare regime cubano, restano nel cuore di una parte della sinistra, di molti intellettuali della sinistra, come gli ultimi bastioni da difendere per non ammettere sostanzialmente il fallimento totale del comunismo e dell'ideologia della sinistra. Certo, sì, sono gli ultimi feticci, diciamo, sostanzialmente. Esatto. E tra l'altro c'è anche una cosa curiosa per cui mi viene da dire che mi sembra che Trump abbia sempre torto, no? Perché se assume una posizione, come dire, non interventista, di trattativa, non direi isolazionista, ma di disimpegno su alcuni fronti, sbaglia. Se su altri fronti invece, come dire, accelera la pressione, evoca anche scenari dichiaratamente militari tipo Venezuela, sbaglia. Ma è come dire, c'è un lievissimo pregiudizio rispetto a Trump nel commento unico collettivo? Sì, diciamo che molte posizioni di Trump possono apparire esagerate, però quando andiamo a vedere come ci viene presentato poi in Europa, è diciamo frutto di una rappresentazione di quei media americani che sono il mainstream liberal democratico, che ha contraddistinto la politica americana degli ultimi anni. E quindi questa rappresentazione viene ripresa paro paro dai nostri media e questo ci dà un'immagine deformata, spesso quasi surreale, no? del fenomeno Trump, come se fosse un mostro senza regole, senza idee, che si muove a casaccio sullo scenario internazionale. Dietro ci sono invece, appunto, come dicevamo, c'è un'elaborazione ideologica, un'elaborazione del pensiero conservatore che molto probabilmente abbiamo seguito con poca attenzione noi in Europa, perché non abbiamo prestato attenzione a tutta quella crisi del mercato interno americano, alla deindustrializzazione dell'America, tutti fenomeni che sono stati simbolo delle politiche democratiche e sono dagli stessi americani visti come il simbolo di un fallimento, e questo fallimento ha portato alla vittoria di Trump. Noi tutte queste cose non le leggiamo, però leggiamo solamente quel che vediamo in superficie. Certo, diciamo che forse bisognerebbe guardare un po' meno la CNN e leggersi magari Elegia americana di J.D. Vance, no? per cogliere esatto. quel fenomeno di cui parlavi. Senti, in chiusura volevo chiederti, visto che la Cina è stato un elemento ricorrente della nostra chiacchierata, no? Ma perché è appunto l'entità che evoca la sfida epocale, no? Per l'egemonia globale futura e via dicendo, mi viene da chiederti questo, se tu sei convinto o no che Stati Uniti e Cina siano un po' avvitati nella famosa trappola di Tucidide, no? Per cui prima o poi le aspirazioni di una potenza in ascesa si scontrano gioco forza per una meccanica della storia, no? Al di là delle volontà, con gli interessi della potenza egemone, e questa cosa inevitabilmente sfocerà nel confronto anche bellico. È così o invece ci sono altre opzioni davanti a noi? Diciamo che se leggiamo il pensiero di Xi Jinping rispetto a quelle che sono il futuro della Cina, quello che lui chiama il ringiovanimento della Cina, e insomma tutto quello che riguarda la politica di potenza cinese dei prossimi 50 anni, vediamo che inevitabilmente si arriva a uno scontro, perché se Taiwan è la riconquista di Taiwan è l'obiettivo principale di Xi Jinping, se il controllo delle rotte dell'oceano dell'Indo-Pacifico è una questione fondamentale per le politiche commerciali della via della seta, è chiaro che tutto questo si scontra con
anche con quelle indicazioni strategiche dell'ultimo documento dell'amministrazione americana, che dice dobbiamo riprenderci il controllo dell'Indo-Pacifico. Certo. E quindi è chiaro che inevitabilmente si va verso uno scontro. Non sarà uno scontro immediato, ma sarà uno scontro che nei prossimi 10-20 anni inevitabilmente arriverà a compimento. Beh, allora mi viene da dire, diciamo, a maggior ragione il mondo occidentale, a cui io, come dire, terrei ancora ad appartenere, no? Con tutte le sue storture, le sue imperfezioni, cioè a maggior ragione la parte, diciamo, d'Occidente che sta al di qua dell'Atlantico, noi europei non dovremmo fare in ogni caso delle steppe del Donbass il centro del mondo e, come dire, no, il focus unico attorno a cui impostare tutta la strategia. Ecco, mi sembra un abbaglio. Beh, noi come Italia, il governo di Meloni l'ha capito, non a caso siamo stati fra i pochi paesi europei che hanno avviato una politica dell'Indo-Pacifico con la presenza delle nostre navi, della nostra flotta. Abbiamo instaurato nuovi rapporti con il Giappone, con cui progettiamo di costruire un aereo, un cacciabombardiere di nuova generazione. Insomma, quest'Italia, questo governo Meloni, spesso accusato di essere miope, di barcamenarsi, diciamo che una parte di questa politica l'ha capita, a differenza di un'Europa che guarda soltanto al nord, che guarda soltanto all'Ucraina. Noi abbiamo messo in rilievo l'importanza di dare un occhio al Mediterraneo, all'Africa e più giù tutto l'Indo-Pacifico, ovvero sia tutte quelle rotte che si riveleranno fondamentali per la sopravvivenza dell'Europa nei prossimi decenni. Certo, diciamo che a volte non essere in certe foto è meglio, no? Sai che c'è lo psicodramma, non c'era la Meloni nella foto dei volonterosi. Beh, potrebbe anche essere, come dire, indicare quello che ci hai spiegato tu, insomma, ecco. Esatto, potrebbe anche essere lungimiranza, perché è aver capito che forse la politica dei volonterosi è una politica di assai corto respiro. Indubbiamente. Gianni, io ti ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie a te, Giovanni, buon lavoro. Buon lavoro, a presto.